Siamo giunti alla sesta corsa al Criterium Marco Veggio, memoria al ragioniere Emilio Fregni. Emilio per 2 anni in 10 al via Chuck B, Calliope Trio, Cleveland Kampf, Ciufolotto RL, Capovento Pax, Cleopatra Caff in prima fila, Corcovado, Callisto, Carosio Light e Camellia Griffi in seconda. I favori in chiusura per Cleopatra Caff, Andrea Farolfi, 2,59 la quota contro il 2,78 di Chuck B. I due nettamente anteposti a Callisto e a Camellia Griff. Macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Cleopatra Caff che cerca di sfilare. Sbaglia invece Cleveland Caff che numero 3 Cleveland Kampf crea ostacolo anche un po' a Cleopatra, che però riesce a scivolare in corda ugualmente davanti a Chuck B. Terza posizione per Calliope Trio, quindi 2 più attesi subito sbaglia anche Chuck B dopo 250 metri e lascia isolato in avanti Cleopatra Caff, numero 1 Chuck cerca ora B, di moderare l'andatura mentre si avvicina Calliope Trio. Il quarto iniziale è completato in 30 e mezzo, mentre avanza dalle retrovie Camellia Griff. Si trascina Callisto in terza posizione, c'è Capovento Pax avanti a Corcovado, mentre più indietro Carosio Light. 46,8 il passaggio ai 600 con curva in 16,3 dopo il 30 e mezzo di primo quarto. Si gira Andrea Farolfi per guardare la situazione. In seconda posizione c'è Calliope Trio, all'esterno avanza Camellia Griff, trascinandosi Callisto e Carosio Light. 800 iniziali in 1, 2 e 6. Fin qui tutto molto tranquillo per la battistrada. È favorita Cleopatra Caff, che si appresta a completare il chilometro. In schiena sempre Calliope Trio, 1,18,3 per i 1000 metri iniziali. All'esterno Camellia Griff si avvicina alla terza ruota di Callisto. Callisto avanza con decisione sulla retta delle scuderie, mentre allunga però la battistrada. Il parziale ora in 14,7. Camellia Griff e Callisto a ridosso della leader con Calliope Trio a contatto. 300 alla conclusione, in vantaggio è sempre Camellia Griff. Si impegna generosamente Callisto al suo esterno, mentre ha ceduto leggermente Camellia Griff. Dalle retrovie anche Corcovado cerca di avanzare, retta d'arrivo con Cleopatra in vantaggio. Callisto che insiste, Callisto attacca, Camellia si difende. Finale con Camellia e Callisto alle prese sul palo, sulla stessa linea i due. 29,6 a chiudere, 1,16,3. Arrivo davvero serratissimo, mentre per il terzo dovrebbe essere Capovento Pax ad aver avuto ragione. Andiamo a rivedere l'arrivo per il primo posto. Cleopatra Caff lungo la corda, Callisto che guadagna terreno, ma nel finale Cleopatra e Callisto sono sulla stessa linea praticamente. È impressione che forse Callisto sul palo riesca a mettere qualcosa davanti, ma è un arrivo davvero stretto. Foto.